La via Atenea, dopo il crollo di giovedì nell'ex ospedale, è stata riaperta. Diciamo per fortuna, perché mantenerla chiusa sarebbe stato l'ennesimo guaio per la capitale della cultura. Ne basta una di strada chiusa, cioè la via Crone, per rendere la situazione insopportabile e bisogna davvero pregare perché altre calamità risparmino Agrigento. Intanto era importante decidere la riapertura della via Atenea, per la quale si era mossa la Confcommercio. I commercianti, giustamente preoccupati che la chiusura potesse nuocere pesantemente per il loro lavoro, hanno tirato un sospiro di sollievo. E ora occhi puntati sul crollo, sulla tragedia sfiorata che ha acceso le polemiche e lanciato accuse sul modo con il quale si sta lavorando all'interno dell'immobile che dovrebbe diventare sede universitaria. La pioggia di giovedì, a quanto pare, ha impedito che il cantiere fosse aperto. Solo così si è evitata la strage, ma rimane la rabbia, perché dovrebbe essere assolutamente impossibile rischiare così facilmente. La denuncia del proprietario di una delle case danneggiate, costretto ad evacuare, è un'accusa pesante e sarà l'inchiesta della procura a dare le risposte che tutti si attendono.